Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro i grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi vi porto davanti a un'opera che più che essere un'opera è un ponte. Un ponte che collega Milano all'antica Roma, la Pinacoteca Ambrosiana all'imperatore Traiano, il Seicento al mondo della grande scultura classica. Sto parlando dei calchi in gesso della colonna traiana, una delle meraviglie dell'antichità. Immaginate l'originale, un'enorme colonna marmorea nel cuore di Roma, avvolta da un lungo bassorilievo a spirale che narra, scena dopo scena, le campagne militari di Traiano contro i Daci. E adesso immaginate alcuni frammenti di quel racconto staccati, non materialmente ma visivamente, dal loro monumento e portati qui, a Milano, all'Ambrosiana. Probabilmente fu il cardinale Federico Borromeo a desiderare la loro presenza. La sua idea era ambiziosa, quasi visionaria per l'epoca: creare in Ambrosiana una sezione dedicata all'archeologia e alle antichità. Un luogo in cui gli studiosi dell'Accademia potessero confrontarsi non solo con i capolavori dell'arte cristiana o rinascimentale, ma anche con le grandi opere del mondo antico. Un museo nel museo, insomma. Ma da dove arrivavano questi calchi? Secondo la tradizione provengono dalla collezione di Leone Leoni, scultore straordinario del Cinquecento, artista dell'imperatore Carlo V. Leoni viveva a Milano, nella celebre casa degli Omenoni, e nella sua dimora raccoglieva opere, modelli, copie e studi che gli servivano per conoscere e imitare i grandi del passato. Tra questi, proprio i rilievi della colonna traiana, che Leoni aveva recuperato o fatto replicare da modelli precedenti. Questi calchi dunque non sono semplici riproduzioni, sono documenti, fotografie tridimensionali, potremmo dire oggi, dello stato in cui si trovavano alcuni rilievi originali della colonna a metà del Cinquecento. E questo è importante perché nel tempo la colonna traiana ha subito erosione, restauri, modifiche. Avere queste copie significa poter osservare dettagli ormai perduti. Ora proviamo a vedere insieme ciò che queste pareti raccontano. Nella parete di sinistra troviamo una sequenza serrata di episodi militari, disposti in 6 riquadri. In alto, 3 daci in fuga inseguiti da soldati romani. Il ritmo è concitato, quasi cinematografico. Più sotto un cavaliere romano avanza mentre 2 daci cadono al suolo e accanto a loro appare Traiano stesso. Il suo ruolo non è mai secondario. Lo vediamo compiere libagioni, i rituali votivi prima delle battaglie, oppure parlare agli ambasciatori nemici, oppure ancora guidare le truppe mentre attraversano un fiume su un traghetto. L'ultima scena lo mostra a cavallo, signore assoluto del campo di battaglia. Anche a destra i riquadri sono un susseguirsi di azioni, movimento, energia. In uno di essi i cavalieri daci cercano di salvare i compagni travolte dalle acque del Danubio, mentre Traiano, in un gesto potente e simbolico, regge il timone. Segue una scena di assedio, poi altre 2 sequenze drammatiche. Daci in fuga, cavalli trasportati su un fiume, soldati romani all'attacco e ancora uomini travolti dalle acque. È un racconto di guerra, certo, ma anche un racconto di strategia, coraggio, organizzazione, propaganda. Questi calchi riprendono le prime 7 spirali della colonna, le più vicine al suolo. Sono le parti che nel Cinquecento si potevano osservare da vicino e copiare con maggior precisione. E proprio per questo oggi sono preziosissimi. Ci permettono di conoscere dettagli che l'erosione ha cancellato ed immaginare la grandezza narrativa dell'opera antica con una chiarezza che altrimenti non avremmo. Quando li guardiamo non vediamo solo soldati e battaglie, vediamo il dialogo tra epoche lontane. L'antica Roma che celebra se stessa, il Rinascimento che riscopre il mondo classico e l'Ambrosiana che grazie alla visione di Federico Borromeo porta tutto questo nel cuore di Milano. Un racconto scolpito nel marmo, replicato nel gesso e oggi custodito nella memoria di questo luogo unico.